ora comandano il movimento del robot, quindi vediamo che il robot procede, questo avviene in modo robusto, e il bidone viene pesato, quindi allo svuotamento. Si chiama Wally ed è la nuova frontiera della raccolta dei rifiuti porta a porta, un sistema robotico dotato di intelligenza artificiale capace di identificare e manovrare i bidoni dai 21 ai 240 litri. La presentazione all'autoparco di Vittorio Veneto davanti a istituzioni locali, prefetto, autorità, lo stesso governatore del Veneto Zaia, per un progetto pilota che guarda lontano. A idearlo Giampaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura al Senato e guida del Consorzio Servizi di Igiene del Territorio, che si è mosso con Savno e il Consorzio di Bacino Sinistra Piave. Questo è stato costruito in casa, è stato costruito artigianalmente, tra l'altro durante il periodo di lockdown, tra mille e mille difficoltà, però ci siamo riusciti, siamo al 70%, forse 60-70% delle sue possibilità. Wally oggi può caricare i rifiuti, domani mattina può giocare a scacchi. In attesa di uno scacco matto, Wally entrerà in funzione già da lunedì nella zona tra Conegliano e Vittorio Veneto, ma si pensa a un suo utilizzo su larga scala. Dobbiamo continuare a svilupparlo, è un ragionamento che faremo assieme a tutte le multi-utility del settore. Automatico e connesso al cloud, Wally consente all'operatore ecologico di non scendere dal mezzo e qui scatta la precisazione. Non portiamo via il lavoro assolutamente di nessuno, anzi gli operatori avranno più tempo per tenere più pulito il territorio e quindi sicuramente è un grande investimento nell'interesse dell'ambiente nostro e del futuro dei nostri figli. Serve perché i livelli con i quali operiamo nella raccolta differenziata sono così elevati che serve inventare veramente qualcosa di nuovo per ottenere ulteriori miglioramenti. La dimostrazione che oltre a saper cercare l'innovazione e svilupparla, c'è anche la volontà di non fermarsi ai risultati ottimi che ha raggiunto questo territorio. Quanto alla scelta del nome, Wall-E, io sono un grande appassionato del film di Walt Disney, di Wall-E, e chiaramente non potevamo chiamarlo con lo stesso nome, è il cugino italiano di Wall-E.